Decreto del governo accoglie la linea del Veneto, rientrano in servizio medici e infermieri negativi al virus, possibilità di assunzione temporanea per specializzandi e professionisti e richiamo di quelli in pensione. La diffusione del virus non si ferma, un nuovo bollettino regionale, 598 contagiati, 188 i ricoverati, 46 in terapia intensiva, i decessi salgono a 15. Il Consiglio dei Ministri, terminata notte fonda, ha deciso anche il rinvio delle udienze meno urgenti fino a giugno. Lo stop più lungo deciso in questa emergenza, il procuratore di Treviso dice non provocherà scompensi. Al mercato il nostro giro per vedere come i trevigiani stanno reagendo alle restrizioni anticontagio da coronavirus. E tra i banchi vi raccontiamo anche una campagna che ha il nostro direttore anche come testimonial. Il processo di Ponte Dante non si terrà il prossimo 19 marzo. Treviso slitta fino al Redentore, anche a Cendon di Silea sposta il processo alla Vece. Autocontromano in A28 provoca un incidente, coinvolte 3 vetture, lo schianto tra Marca Trevigiana e Pordenonese, un ferito ma tragedia sfiorata. A Treviso continua la polemica tra Casugana e Liceo Musicale Manzato per la sede di Piazza San Francesco, ma il sindaco Conte è chiaro, la scuola si dovrà spostare, dice, perché a Palazzo da Borso farà tornare diversi uffici comunali. Effetto coronavirus, dopo la messa delle ceneri e quella della prima domenica di Quaresima, domani Antena 3 e Rete Veneta trasmettono in diretta alle 11 la celebrazione della Basilica del Redentore. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali ancora dunque in diretta per raccontarvi questa giornata, evidentemente con una pagina dedicata all'emergenza coronavirus, subito con allora gli aggiornamenti del report regionale arrivati pochi minuti fa, che parlano di un aumento dei casi positivi che salgono in Veneto a 598 dai 543 di questa mattina. Il cluster più importante resta quello di Padova con 138, ma Treviso è secondo in questa drammatica classifica con 124 casi positivi, più 14 rispetto alle scorse ore. Nel dettaglio parliamo di 188 persone ricoverate a livello regionale, con 46 in terapia intensiva e 15 decessi, quindi sono aumentati di 2 unità, come avete visto anche nel telegiornale del Veneto e in quello di Venezia, con 2 decessi all'ospedale di Mestre. Nel dettaglio ancora, per quanto riguarda Treviso, i ricoverati in terapia intensiva sono 4 più una unità, e a questo proposito l'ULSS 2 precisa che nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso sono ricoverati 4 soggetti con positività, uno in più rispetto a ieri proveniente dal presidio ospedaliero di Mestre. Nella terapia intensiva di Conegliano sono ricoverati 2 soggetti con positività, uno in più rispetto a ieri. In ognuna di queste terapie intensive è accolto un soggetto con sintomatologia sospetta in attesa dell'esito del tampone. Questi i numeri, i freddi numeri, e poi ci sono le reazioni ovviamente per far fronte a questa emergenza che ha annunciato stamane nella conferenza stampa nella task force di Marghera il governatore Zaia. 20.000 assunti nella sanità, compresi specializzandi e operatori sanitari in pensione, e via libera al rientro al lavoro di quelli negativi al coronavirus, ma lo stesso in isolamento. Dalla sede dell'unità di crisi di Marghera, il presidente del Veneto Zaia accoglie con queste parole le decisioni prese a tarda ora dal Consiglio dei Ministri. Dico che questo decreto intanto coglie perfettamente l'istanza del Veneto. All'articolo 11 coglie l'istanza del Veneto in maniera molto pulita, didascalica, ovvero che tutti i lavoratori, quindi parlo dei medici, infermieri, OS e tutti quelli che lavorano nella sanità, ma direi in generale per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive ma sono negativi e non hanno sintomi, sono ammessi al lavoro con un protocollo che noi abbiamo già elaborato, che ci permette di dire che verranno tamponati, quindi verranno verificati nei giorni che mancano per finire l'isolamento fiduciario. Punto. Tutto qua. Stiamo parlando ovviamente di lavoratori asintomatici e negativi al test. Delle nuove assunzioni beneficerà anche il Veneto. Ne abbiamo già 500, la Sora Lanzarini ha mandato avanti le 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa, in pensione, che è previsto dal decreto, per dire: volete essere della partita
come un riservista adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo dedicarli ad esempio all'attività ordinaria, dedicando chi ha i muscoli più caldi perché è in partita tutti i giorni, a fare attività molto più complicate. Guardate, adesso il governo ha capito che questa è la strategia, è una strategia che il Veneto ha sempre suggerito fin dal primo giorno, vedo che adesso sta diventando realtà. Quindi le attrezzature per gli operatori sanitari. Abbiamo un camion che abbiamo sdoganato in Svizzera, è arrivato a Veggiano, adesso lo stiamo seguendo a vista, che ne ha 500.000 di mascherine dentro. Siamo riusciti a comprare queste mascherine. Stiamo spendendo milioni di euro in mascherine. Dall'altro abbiamo un ordine in itinere che arriva di quasi 2,5 milioni di dispositivi, poi occhiali e quant'altro. Abbiamo deciso stamattina di comprare anche non CE, cioè non a marchio CE, cioè mascherine non a marchio CE. Faremo magazzino perché nell'eventualità che ci sia emergenza, non c'è nulla, metteremo anche queste, poi CE è un marchio nostro, cioè non è che il mondo va col marchio CE. I macchinari, i ventilatori per i reparti di terapia intensiva. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico, ci sta, no? Con la macchina per la respirazione, cioè non c'è materiale sul mercato. Ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante, cioè noi non produciamo più nulla. In corso anche una ricognizione delle strutture ospedaliere dismesse per verificare la disponibilità di nuovi spazi qualora ce ne fosse bisogno. Infine il capitolo zone rosse, che Zaia considera superato come metodo per affrontare l'emergenza, a cominciare da quella di Vo. L'isolamento di Vo ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata. Nella notte anche il Consiglio dei Ministri che ha portato a importanti decisioni sulla questione giustizia e tribunali. L'indicazione a livello centrale è un'indicazione che io percepisco come molto utile. Era atteso tanto dai magistrati quanto dagli avvocati l'intervento del governo sul fronte della giustizia. Tribunali, luoghi a rischio diffusione del virus, da più parti si era invocato un provvedimento a tutela di addetti ai lavori e pubblico. Il rinvio fino al 31 maggio delle udienze meno urgenti viene salutato con favore da chi lavora a Palazzo di Giustizia, come conferma il procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa. Finalmente c'è stata un'indicazione, diciamo, dal centro. Perché in questa situazione, che è sicuramente condita da un affastellamento di notizie più o meno verificate, più o meno verificabili, avere delle indicazioni precise e uniformi sul territorio nazionale o comunque sul territori che sono gravati da questa emergenza era quello che tutti ci aspettavamo, perché si fa presto a dire deleghiamo i capi degli uffici a provvedere, ma provvedere in che senso nel momento in cui non è consentito, e mi sembra in maniera sacrosanta, la chiusura totale dell'attività giudiziaria. Quindi ben vengano provvedimenti organizzativi unitari. Per il capo della Procura trevigiana non si devono temere le conseguenze del rinvio dei processi. Sicuramente si verificherà qualche ritardo, ma non credo che limitare l'attività giudiziaria per un congruo periodo di tempo con la sospensione degli eventuali termini a garanzia dello Stato, a garanzia delle persone offese, a garanzia dell'imputato, perché sono tante le parti che entrano in gioco in un processo, sicuramente non comporterà dei grossi scompensi. Si parla dunque di rinvio dei procedimenti riferiti ai reati meno gravi, ma Dalla Costa il distinguo non convince. Io sono sempre stato molto contrario a fare delle graduatorie, perché dietro un reato c'è sempre una vittima, c'è sempre un qualcuno che paga la commissione del reato. Quindi andare a fare a priori delle categorie e dire ma tutti questi reati sono di serie B, tutti questi invece sono di serie A, secondo me è sbagliato. Ci vuole una lettura intelligente delle norme che deve essere condotta, secondo me, in maniera intelligente in un concerto di idee dell'avvocatura, della magistratura inquirente e del giudice. E poi c'è il fronte economico e le aziende in difficoltà, e allora arrivano i primi provvedimenti per lavoratori, imprese e per gli autonomi.
Le imprese sono ormai allo stremo, con il passare dei giorni e delle settimane la situazione sta diventando sempre più drammatica. Un piccolo spiraglio arriva con i primi provvedimenti a favore delle aziende in difficoltà, in primis le misure riguardano i lavoratori. L'accordo fatto interconfederale fa sì che i fondi per la sospensione del lavoro siano attivati in misura ordinaria del 20 settimane, ma poi serve anche gli ulteriori altri 20 settimane. Quindi questo è il primo provvedimento. I lavoratori sono coperti tutti quelli dell'artigianato e avranno l'80% dello stipendio col tetto di 1.200 euro. Un provvedimento che ha un valore retroattivo che parte dal 26 febbraio. Si tratta, spiega Sartor, di un primo provvedimento, mentre sono attesi nei prossimi giorni misure a sostegno delle imprese. Non solo. Il provvedimento straordinario che ha fatto il governo è anche per gli autonomi e quindi questi avranno 500 euro al mese di sussidio non previsto da altri strumenti. Quello che chiediamo noi, termina Sartor, è che le misure che vengono adottate per le zone rosse valgano per tutto il territorio veneto. Nella stessa maniera, anche nei provvedimenti che riguardano il turismo, inserire anche tutti i nostri dell'autonoleggio, sia che siano pullman, sia che siano NCC o taxi, che sono quelli che di primo impatto hanno avuto la maggior difficoltà di lavoro, perché tutto è stato sospeso sia dal punto di vista scolastico, sia dal punto di vista delle gite, sia dal punto di vista del turismo. Poi lancio un appello alla gente: rispettando tutte le precauzioni dovremo cercare di avere comportamenti normali, uscire e acquistare ciò che serve, perché se nessuno compra, nessuno vende e nessuno produce. L'impatto dunque dell'emergenza coronavirus sull'economia, dal governo, dal Parlamento ne arriva una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, ce lo racconta con le sue parole il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. Dare la massima priorità alla salute e alla salute soprattutto dei più deboli. Quindi abbiamo fatto una scelta estremamente dolorosa e soprattutto costosa per le casse dello Stato, ma a completa salvaguardia di chi è nella posizione più debole a livello di salute. Quindi adesso abbiamo stanziato 7 miliardi e mezzo, il governo ha stanziato 7 miliardi e mezzo per questa emergenza. Noi come movimento le restituzioni le daremo per l'acquisto di macchinari di terapia intensiva. Poi ci sono le misure che ha anticipato il ministro Patuanelli. Mi fermo solo a quella che ritengo la più sistemica, strutturale, e cioè l'innalzamento dei bonus fiscali fino al 100% per il cliente finale e addirittura il 120% se il credito d'imposta è acquisito dall'azienda che ha compiuto i lavori. Ovviamente questo con la sistemazione del famoso sconto immediato in fattura. Voi sapete che con il decreto crescita dell'anno scorso si era fatto partire lo sconto immediato in fattura, aveva il problema che caricava il credito d'imposta sulle spalle delle PMI, adesso stiamo per risolvere anche questo problema, quindi reimmettere lo sconto immediato in fattura, che adesso è solo per i condomini sopra i 200.000 euro, e quindi fare contento il cliente che avrà lo sconto immediato, ma non gravare il peso del credito d'imposta, del credito fiscale sulle piccole aziende, perché verrà acquistato da un altro soggetto. Dal fronte economico, la quotidianità di ogni giorno, la convivenza con l'emergenza coronavirus. Allora siamo tornati nuovamente al mercato, il nostro consueto giro per sentire, tastare con mano la situazione, i pensieri della gente, e tra i banchi vi raccontiamo anche di una campagna per far rivivere Treviso che ha anche il nostro direttore come testimonial. Perché metterci la faccia? Perché dobbiamo ripartire tutti assieme, è importante. Che è giusto metterci la faccia. Una foto per dimostrare che Treviso non è bloccata dal coronavirus. Sì. L'idea è nata da Treviso Creativity Week come risposta all'ennesimo slittamento delle iniziative per evitare ogni occasione di possibile contagio. L'abbiamo messo da parte per qualche tempo i preparativi della Treviso Creativity Week 2020, che per la vicenda nota del coronavirus ovviamente ci dovranno un po' far ripianificare le cose, però abbiamo deciso di scendere comunque in campo per far vedere che Treviso
e i trevigiani non si sono fatti fermare dal coronavirus, anzi sono tutti ai loro posti di comando, e quindi con questa campagna Noi ci mettiamo la faccia stiamo facendo fotografie di tutti i trevigiani che stanno cercando di vivere in maniera normale questa situazione che di sicuro non è così normale. Tutti convocati quindi per riempire il web con un messaggio chiaro a chi soprattutto dall'estero pensa che Treviso sia confinata come zona rossa. Siamo ormai a 100, oggi abbiamo superato anche con la foto del vice sindaco e del consigliere di minoranza per far vedere che i trevigiani sono decisamente uniti. Ecco dunque maggioranza e opposizione unite per rilanciare l'immagine di Treviso, con il vice sindaco e assessore alle attività produttive che lancia un messaggio alle tante imprese cittadine. A intervenire per quanto ci è consentito sull'imposizione comunale, quindi imposte di natura comunale, occupazione di suolo pubblico ad esempio, ma significa anche spendere immediatamente per organizzare eventi e situazioni che possono da subito attrarre un pubblico in città e quindi rilanciare immediatamente. Intanto anche per i prossimi giorni continuerà la campagna a sostegno della città, dove anche il nostro direttore Luigi Bacialli ha voluto metterci la faccia. Direttore, perché è importante metterci la faccia? Perché altrimenti si rimane anonimi e non ci si impegna, si sta nascosti ed è più facile. Intanto l'avete sentito anche nel servizio, slittano gli eventi evidentemente legati all'assembramento di gente, l'avevamo annunciato ieri ma oggi c'è la conferma definitiva, il processo di Ponte Dante con il rogo della Vecchia non si terrà il prossimo 19 marzo, ma questo non vuol dire che la festa sia stata cancellata, anzi. Il coronavirus non ha fermato il pennello con la colla di Franco Grespan ed è forse il segnale più bello e soprattutto chiaro che il processo di Ponte Dante non è cancellato. Da quanti anni è che sta preparando la Vecchia? 53? Sì, perché uno abbiamo fatta per il film di Abbattantuomo che si andai a farlo a Casier. Inoltre mezzo secolo solo per la guerra del Golfo, nel 91 lo spettacolo sul Sile non si è tenuto, ma in questo 2020 la volontà è ben diversa. E purtroppo a Vecchia dovevamo farla il giorno di San Giuseppe, 19 di marzo, e invece ciò a Salta, però a tutti voi altri buona gente che ne seguì, che ne vuoi ben, gavè pazienza, perché vedrete che abbiamo parlato anche col sindaco Conte che è caro di farla sta manifestazione come qui a di cari mascherati, che la gente possa anche stare tranquilla e divertirsi, e ora portiamo più avanti. Che vuol dire comunque dopo Pasqua, con buona pace di chi sperava nel primo giovedì di aprile, ma Grespan va oltre ricordando che anche Treviso un tempo festeggiava il Redentore. Mi ricordo che a mia parrocchia Santa Maria Maddalena faceva la festa del Redentore in piazza San Francesco tanti anni fa, e veniva tanta gente, ma con un spettacolo diverso che era cori, orchestre, un tocco di commedia, e faceva una roba bella. Dopo ciò vanti te trovi difficoltà e devo incartarla, insomma. Ecco perché per quest'anno Bisesto, il presidente del gruppo folcloristico, lancia l'idea di rinominare la Vecchia da metà Quaresima a Vecchia del Redentore. Quindi un messaggio di positività, insomma, il fatto che la Vecchia non viene cancellata. No, abbiamo avuto assicurazione che portiamo più avanti. Qua bella stagione, forse anche il Redentore. Mi raccomando, dato che domani è la festa della donna, guarda, abbiamo un bel fior per tutte le nostre donne, le nostre tose, che sono brave e che portano avanti le nostre tradizioni trevigiane. Avanti sempre, mi raccomando. Parleremo fra pochissimo della mimosa, intanto anche gli organizzatori della Vecchia di Cendon di Silea hanno deciso di spostare la data del processo. Dal 19 marzo slitterà quasi sicuramente nei giorni della sagra del borgo lungo il Sile, fissati da sempre intorno al 14 giugno. Allora, dicevamo, Grespan ha ricordato che domani è la festa della donna, tante le mimose e nonostante le prescrizioni, tanta gente oggi al mercato. Non so se siamo più forti del virus, certo che Treviso, i trevigiani dimostrano che non hanno paura. Inizia così il nostro giro al mercato del sabato tra Burchiallati e Piazza del Grano. Il colpo d'occhio rincuora il cronista, inizialmente convinto nella replica del vuoto di martedì scorso. Quello che risalta maggiormente è la presenza del giallo delle mimose in una sorta di esplosione colorata che ha coinvolto tutti, tra chi guardava, chi pensava e soprattutto alle tante donne che non hanno rinunciato al mazzetto, simbolo della festa della donna.
Coronavirus o no, non si rinuncia alla festa della donna. Ma non si permette alle amiche. Però non si rinuncia. Ma dico, insomma, adesso non stiamo a esagerare, anche a me adesso comincio ad avere un po' di paura, per carità, però non poi mica viva. È lei che la vuole festeggiare, la signora lì. Beh, vabbè, però è un modo anche per, come dire, sdrammatizzare un po'. Ah, sicuramente, vista la situazione. Allora facciamo un augurio a tutte le donne? Auguri a tutte le donne. No, ma la virus penso che deve passare presto questa cosa, questa ansia per virus. E noi crediamo che tutta gente deve festeggiare e vivere come sempre, ecco. Un ottimismo che si nota anche in Calmaggiore, con una discreta presenza di coppie, famiglie e anche qualche turista che raggiungiamo vicino alla pescheria. Abbiamo fatto scuola a Treviso con l'aereo. Esatto. Venite da Berlino? Veniamo da Berlino, sì. In Germania, a parte che se ne parla un po' di meno, se ne parla di meno. Non ho mai sentito nominare Treviso, ma personalmente neanche il virus. Cioè. Avete preso l'aereo? Tanta gente, poca gente? Pochissima. Mezzo vuoto, anzi vuotissimo. Torniamo al mercato giusto in tempo per registrare l'augurio per l'8 marzo e non solo. Avanti sempre, avanti, avanti sempre. Allora l'augurio a tutte le donne? Siete sempre le migliori, restate sempre le migliori. Pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo dalla cronaca, torneremo fra poco a parlare di coronavirus, c'è anche un 47enne della provincia di Treviso tra gli indagati in un'inchiesta che ha portato la polizia postale di Cagliari ad arrestare un 33enne veneziano per aver adescato una ragazzina di 14 anni residente appunto in provincia di Cagliari sui social network inviandole foto e messaggi a sfondo sessuale. Le indagini della Polizia Postale sono partite alcuni mesi fa quando è arrivata la denuncia da parte dei genitori della ragazzina che hanno segnalato agli agenti del compartimento della Polizia Postale che la figlia riceveva via social da diversi utenti messaggi a sfondo sessuale e immagini di natura pornografica. Sono iniziati gli accertamenti che hanno consentito di individuare i vari utenti. L'operazione Sick Boy è scattata il 4 marzo, un 33enne dunque veneziano arrestato e 7 indagati, tra questi anche un 47enne trevigiano. E poi un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori perché una vettura ha preso l'autostrada contromano provocando un incidente che poteva avere appunto conseguenze più gravi. 3 le auto coinvolte, una persona è stata portata in ospedale ma le condizioni fortunatamente non sarebbero preoccupanti. È avvenuto lungo la A28 in prossimità del casello di Cordignano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La circolazione in direzione Conegliano è rimasta bloccata per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto la Polstrada, 2 ambulanze dell'ospedale di Pordenone e l'elisoccorso sanitario del Friuli Venezia Giulia. Torniamo adesso in città, torniamo a Treviso per parlare della polemica tra Cassugana e il Liceo Manzato per la sede di Piazza San Francesco. Ci sono novità. Noi abbiamo offerto Villa Letizia, adesso so che il CDA del Manzato sta decidendo sul da farsi, però bisognerà obbligatoriamente trovare una soluzione alternativa al Palazzo da Borso proprio per problemi strutturali. È chiaro il sindaco Mario Conte, in questo palazzo il liceo musicale Manzato non ci deve più stare. Del resto, a guardarlo in questi giorni di chiusura forzata, fa ancora più malinconia con le transenne, le impalcature salvacalcinaci e le secolari mura scrostate con le grondaie bucate e l'umidità che si mangia giorno per giorno le fondamenta. Questo non vuol dire che il liceo musicale comunque chiude i battenti per sempre. Noi abbiamo garantito e mi sono formalmente preso l'impegno che continuerà l'attività, la storica attività di scuola di musica che ha un nome prestigioso e che ha sfornato anche tanti talenti. Noi l'impegno dell'amministrazione è quello di garantire il proseguio di questa attività. Ovviamente dovremo trovare una sede idonea. Perché l'idea del sindaco per il futuro del palazzo è ben diversa. Riportare tutto il settore dei lavori pubblici in centro storico significa avere 200 dipendenti che ogni giorno vengono a lavorare in città e significa che anche tutti gli utenti che devono accedere ai servizi dei lavori pubblici oggi lo possono fare in una location ubicata in centro storico.
A Palazzo da Borso potrebbe presto aggiungersi ad esempio anche un'ala del Palazzo della Camera di Commercio per gli uffici delle attività produttive. Esempio di una sorta di risico tutto interno al comune di Treviso, e a quanti obiettano che uffici in centro significano traffico in aumento e parcheggi in sofferenza, il sindaco ribatte. Di certo però ci adegueremo anche da quel punto di vista, stanno per partire dei lavori importanti e sta per ripartire una riorganizzazione del parcheggio pubblico, cercheremo tra l'altro di incrementare anche il trasporto pubblico. Pare infatti ci siano contatti stretti con il presidente Mom Colladon per una linea innovativa esclusiva dedicata al centro storico tutta elettrica, confermate scambiatrici per le altre linee extramura vicino ad aree parcheggio da individuare o già individuate, come ad esempio la zona stadio. Adesso le notizie dal Bellunese. Inevitabilmente si torna a parlare di coronavirus perché a Cortina d'Ampezzo, il giorno dopo la decisione di annullare le finali di Coppa del Mondo di sci, il sindaco Ghedina invita a una riflessione politica sullo schiaffo che non tanto la città ma l'Italia hanno ricevuto con questa decisione. C'è amarezza a Cortina dopo l'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di sci, ennesimo danno causato dall'emergenza coronavirus che il sindaco commenta così. Difficile quantificare, ovviamente si parla di diversi milioni di euro, ovviamente il danno che in questo momento ovviamente subisce la macchina organizzatrice, c'è ovviamente la consapevolezza ovviamente di ripartire, sapendo ovviamente che questo era sicuramente un test event molto importante, un evento molto importante in previsione ovviamente dei mondiali del 2021. Credo che in qualche modo sia anche un po' forse uno schiaffo nei confronti non tanto di Cortina ma nei confronti ovviamente del paese Italia nel suo complesso. Credo che si ponga anche un problema politico, visto che c'era una richiesta specifica da parte del Ministro dello Sport, quindi del Governo, sulla garanzia di poter ospitare l'evento. Danno economico e danno d'immagine, rincara la presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà. Fino alla fine di febbraio, quando la situazione era tranquilla, pensavamo di riuscire a fare un'ottima stagione prolungandola fino al 3 maggio, che era la data comunicata per la chiusura degli ultimi impianti. In realtà adesso questa mancanza, oltre a tutti gli altri eventi che erano stati organizzati, oltre alla situazione in sé, perché come ha colpito tutta l'Italia, ha colpito noi, alcuni alberghi inizieranno a chiudere, qualcuno da domani, gli altri la prossima settimana. Solo per marzo gli albergatori di Cortina stimano perdite per 5 milioni di euro, ma al di là delle cifre, come ribadisce anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, il paese è in crisi d'immagine e servirà uno sforzo definito titanico per recuperare. La gente comprende il provvedimento, c'è chi si limita a condividere la cautela, chi va oltre e pensa alle conseguenze. Comunque, essendo che è un problema a livello globale, secondo me hanno fatto bene. Tutelarsi, secondo me sì, è giusto prendere anche le precauzioni anche nello sport, come nella scuola, come dappertutto. Secondo me ha fatto bene. No, sicuramente quello che è stato fatto bene, però l'economia bisogna che si riprenda, è inutile. Qualche cosa bisogna trovare, un sistema bisogna trovarlo. In senso chiudere, se facevano porte chiuse non cambiava niente. Siamo dispiaciuti e propositivi perché comunque sono andato a sciare 2 giorni fa e ho visto l'organizzazione che c'era, era tutto pronto. Purtroppo è inevitabile, gli eventi sportivi e non solo sono cancellati tutti, però vi posso dire una cosa, l'Italia è un paese incredibilmente forte. Passeremo anche questo, non è semplice, costerà tanto dal punto di vista economico, speriamo poco dal punto di vista vite umane, ma siamo un grandissimo paese e non molliamo mai, come la linea del Piave, non molliamo più. Nei giorni scorsi a Belluno il taglio del nastro della palazzina Fiore all'Occhiello dell'Ater per sostenibilità e risparmio energetico. 4 appartamenti con garage e giardino in uno dei quartieri residenziali più belli di Belluno. In via Dolabella a Cavarzano Ater ha consegnato ai nuovi inquilini le chiavi dei nuovi alloggi ricavati in una palazzina realizzata seguendo le direttive della sostenibilità e del risparmio energetico. È sicuramente una giornata importante per loro, ma lo è anche per noi perché questa è la missione della nostra azienda. È giusto ricordare loro però
che questi alloggi sono stati costruiti con i sacrifici della collettività. L'inaugurazione, con il taglio del nastro presente anche il consigliere regionale Franco Gidoni, si è svolta nei giorni scorsi ed è stata riservata esclusivamente ai nuovi inquilini e alla dirigenza di Ater, in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del coronavirus. Uno a uno i nuclei familiari hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti, per i quali è stata chiesta attenzione sulla manutenzione delle aree comuni e private. La palazzina ha un telaio completamente in legno, un basamento di bottiglie di vetro riciclate e soffitti realizzati con bottiglie di plastica. Il risparmio energetico è garantito da un sistema ibrido di generazione del calore. Gli appartamenti sono dotati di un sistema di ventilazione meccanica controllata che permette un ricambio continuo dell'aria all'interno. L'intervento di Ater è costato 900.000 euro, di cui 600.000 finanziati da fondi propri e 300.000 derivanti da un contributo della Regione Veneto. In provincia di Belluno Ater ha circa 1.600 alloggi di edilizia residenziale pubblica, circa 200 appartamenti in social housing e locali destinati a uso commerciale box auto. Nei prossimi 3 anni Ater prevede di mettere sul mercato altri 50 appartamenti. In graduatoria tutto il 2019 ci sono attualmente 375 famiglie in attesa di assegnazione di un alloggio. Ogni anno riusciamo a soddisfare la domanda di circa il 30% delle famiglie che ci chiedono un appartamento. Ecco, un dato interessante è che circa l'11% delle famiglie che ci chiedono un appartamento poi rinunciano. In chiusura, solo per ricordarvi l'appuntamento di domani mattina, perché come è accaduto la giornata del mercoledì delle ceneri e domenica scorsa con la prima domenica di Quaresima, domani Antena 3 e Rete Veneta trasmettono in diretta la messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per dare la possibilità ai tanti fedeli di poter appunto assistere alla celebrazione in queste giornate di restrizioni per le cerimonie religiose. Domani alle 11 in diretta la messa dalla Basilica del Redentore, ci collegheremo alle 10:30, appuntamento alle 10:30 in studio, vi daremo anche gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e poi vi accompagneremo verso la diretta delle 11. Altri appuntamenti di domani, ore 18:30, una nuova finestra informativa per aggiornarvi ancora una volta sull'emergenza coronavirus e poi alle 19:30, come ormai da domenica scorsa, il telegiornale di Treviso. È tutto, vi lascio al meteo, arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento. Domenica 8 marzo avremo dunque un tempo generalmente buono. La previsione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto e stabile. Sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime fino a 14 all'incirca. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento e solo con qualche addensamento a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece fino a 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.